Salve a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Per cominciare una novità, come vedete a fianco a me non c'è Massimo Privitera, ma c'è finalmente la presenza femminile che lavora da sempre nelle retrovie di Soundtrack City e sto parlando di Lorenza Sciomoghi. Ciao Lorenza. Ciao, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera. Va bene, Quello che ormai sia. abbiamo perso la cognizione del tempo. Allora, c'è un doppio motivo anche perché è qui con noi Lorenza, perché anche quest'anno Soundtrack City è stata media partner del festival, della festa del cinema bulgaro, arrivato alla 15ª edizione. Io ci sono stato spessissimo a questo festival, conoscendo il cinema bulgaro e vi devo dire che al di là delle battute facili che ci possono essere, no? Lorenza si è sempre parlato di Aldo, Giovanni e Giacomo, no? E Aldo, Giovanni e Giacomo, poi si sono ricitate la corazzata Potemkin in versione bulgara, c'è una esatto. fila, guarda, di battute, sì. Ma al di là di questo invece stiamo parlando di una grandissima cinematografia e ogni volta che vengo appunto a questo festa me ne rendo conto. Quest'anno è stata particolarmente ricca dal punto di vista, diciamo così, musicale, ed ecco la ragione per cui stiamo noi, perché ci sono stati, diciamo, un paio d'ospiti, in particolare una di cui adesso ci parlerà Lorenza, particolarmente importante, sì, famosa, diciamo un monumento della lirica mondiale. E poi perché ad esempio all'interno di questa festa ho visto io stesso un film che si chiama La Fuga, dove le musiche erano state scritte da Peter Dundakov. Dico bene, io tutte le volte con Lorenza sì, tu Peter lo conosci, l'hai incontrato, esatto. Siete praticamente amici, ma ancora non sai pronunciarlo. D'altra parte la pronuncia dei nomi bulgari spesso è ostica. È ostica, però diciamo sì, che Peter, se tu lo chiami Peter è facile, ma Dundakov, mi arriva Dundakov, Peter Dundakov. Allora, Peter Dundakov forse qualcuno lo ha già visto, lo ha già sentito, anzi qui a Roma, perché qualche anno fa diresse un altro monumento della musica bulgara, ovvero il coro delle voci bulgare, il mistero delle voci bulgare, insieme a una grandissima cantante, Lisa Gerhard, che molti di voi sapranno è la cantante appunto di Hans Zimmer, del Gladiatore e via dicendo. Ecco, in questa la colonna sonora di questo film, bellissima colonna sonora, e anche in questo caso Peter ha avuto la collaborazione di Lisa Gerhard. Anche perché Lisa ha praticamente adottato Peter, nel senso che è innamorata della musica di Peter e tutte le volte che Peter gli chiede qualcosa, lei banalmente partecipa. Insomma, è un bel partecipare. Senti, invece Lorenza, parlaci un po' di questa 15ª edizione della festa e prima accennavo a questi due documentari, no? Che ambedue hanno a che fare con la lirica, con due pezzi grossi della lirica, della storia della lirica. Anche questa edizione, la 15ª, è stata un'edizione ricca di vari colori, perché al di là delle battute, appunto, la cinematografia bulgara è ricca di crime, di comedy, di tutti i colori possibili nel cinema, ma ha avuto due importantissimi momenti dedicati alla lirica. D'altra parte, il cinema bulgaro e la lirica sono Bulgaria praticamente culturalmente, perché la Bulgaria ha una tradizione straordinaria di musica lirica, musica vocale. Un documentario, il primo documentario di Boris Slavček, Boris perdonami se riesco mi impiccio nel tuo cognome, è stato dedicato al grandissimo Boris Christoph, che è stata una voce di spessore internazionale grande. Boris Christoph, tra l'altro, è legato alla Bulgaria in Italia in maniera a doppia mandata, perché lui regalò la propria dimora romana all'Istituto Bulgaro di Cultura, per cui i ragazzi che tornano ancora oggi a studiare lirica in Italia, in questa abbinata che spesso c'è, in questo dialogo spesso tra le accademie di tutti e due i paesi, vengono a studiare all'Istituto Bulgaro di Cultura, che era la casa di Boris Christoph. E Boris Slavček ha fatto un documentario delizioso, intenso, denso, di cuore, pur essendo un giovanissimo regista,
appunto dedicato a questo grandissimo personaggio. L'altro documentario, che porta la firma di un regista di tutto rispetto, che è Nacio Tizin, tra l'altro lui è sposato a una grande voce della lirica a sua volta e ha prestato la sua mano di regista al racconto di questo mondo in più occasioni, e quest'anno ha presentato un documentario dedicato alla scuola di Raina Kabaimanska, e Raina Kabaimanska è venuta al festival. E questa cosa ha emozionato tutti, lacrime, ha commosso tutti, perché questa è una donna pazzesca, strepitosa, fantastica, piena di energia ancora, malgrado i suoi anni, bellissima peraltro, che in questo documentario e nell'incontro racconta di sé, della propria storia, della propria vita, ma anche il rapporto bellissimo con i suoi allievi, che ha seguito all'università a Sofia, poi li ha portati anche in Italia. Sono allievi che lei ha seguito negli anni, sono allievi che ormai sono nomi importanti nella lirica degli ultimi, diciamo, 20 anni, e che sono stati intervistati da Nacio in questo bellissimo documentario. Che si intitola La scuola Kabaimanska. Perfetto. Allora, io direi che dopo questa introduzione andiamo a sentire le interviste che hai realizzato. Sia il regista del documentario su Boris Christoph, e poi ovviamente hai intervistato la grande Raina Kabaimanska, che peraltro ci ha parlato, tu hai fatto una domanda proprio specifica sulle colonne sonore, sul mondo della musica per film. Non anticipiamo quello che ha risposto. Ok, allora sentiamoci le interviste, i trailer e i vari contenuti di questa festa del cinema bulgaro numero 15. Grazie Lorenza, ciao, alla prossima. Grazie a voi. Allora signora, qual è stato il suo rapporto con il cinema? Questo è un documentario, ma lei ha avuto anche esperienze nel cinema? Sì, ho fatto pure cinema e ho fatto anche un film, e mi ricordo anni fa, questo film era prodotto da una casa giapponese e si titolava Un bel di vedremo. E pensi, l'ho girato con il vecchio attore italiano Girotti. Possibile? Sì. Sì. E forse dopo qualche mese lui è morto. Era un bellissimo ricordo, perché naturalmente il cinema non è il nostro mestiere, è un altro mestiere. Il cinema è il mestiere della concentrazione in un secondo, invece noi dobbiamo concentrarci per ore e ore. E allora era per me molto faticoso e anche molto, come dire, non comodo, perché io sono abituata a una emozione immediata e uno sfogo anche emozionale immediato, senza misure. E in cinema bisogna misurare tutto. Voglio aggiungerle una domanda che non era prevista, ma mi sono fatta ispirare dal documentario. Lei parla dell'opera come un mix perfetto tra la musica e le parole, con questa grossa importanza del teatro. È una cosa molto bella che lei dice. Ce la vuole raccontare come... L'opera nasce in Italia, nasce con Monteverdi. Che cosa dice per la prima cosa Monteverdi? Che l'opera è recitar cantando, cioè legare la musica alle parole, recitare con la bocca e cantare con la gola. È una cosa veramente bellissima, perché la musica ti porta in un altro mondo. È recitare con la musica. Che cosa può essere di più bello?
Splendido. E un ricordo di un compositore di colonne sonore che lei ha in qualche modo nel cuore? Beh, Morricone senza dubbio, lui era un grande compositore. Lui forse poteva fare delle opere perché le sue melodie veramente rimangono nella memoria e quello che lui veramente porta, ecco, è l'emozione, prima di tutto. Splendido. Allora, la prima domanda: come ti sei relazionato con un mostro sacro come Boris Christoph, essendo tu poi peraltro così giovane? Per me Boris Christoph è una cosa molto speciale, è una cosa al di là quel genio, di quella persona grande che tutti conosciamo. Per me, io lo sento molto intimo, lo sento molto vicino a me, sopra di tutto perché magari sembra un po' strano, però siamo nello stesso segno zodiacale. Io lo sento molto vicino in senso di atteggiamento all'arte, alla vita, da quello che ho letto, ho visto da lui, perché io personalmente purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscerlo, e poi io con lui mi sento molto relazionato, visto che qua a Roma io vivo nella sua casa, la sua casa che lui ha donato allo Stato bulgaro, quindi lo sento molto vicino. L'altra domanda è: tu hai studiato sia in Bulgaria che in Italia, quindi, come dire, stai vivendo un po' a cavallo delle due cinematografie. Cosa vedi di punti di contatto? Cosa vedi di differenze? Cosa ti piace assorbire dell'una e dell'altra? Allora, sì, io ho studiato prima in Bulgaria, poi ho studiato qua in Italia e ho fatto tutti e due percorsi di studiare cinema. C'è secondo me due cose molto diverse. La prima è il modo di fare l'approccio al cinema, in senso, qua in Italia c'è un approccio secondo me più poetico, più di raccontare una storia più personale. Invece il cinema bulgaro, quello negli ultimi anni, è un più vicino al cinema americano, diciamo, perché comunque in Bulgaria si girano molti film americani, c'è una influenza del cinema americano molto grossa, che sicuramente riflette anche nelle idee e nei film che vengono creati in Bulgaria. Invece in Italia c'è una storia del cinema, c'è una presenza di molti registi, di molte scuole italiane che hanno il proprio approccio al cinema, che è proprio il cinema italiano, che a me mi piace, io lo adoro e sono molto contento di aver studiato qua e di averlo imparato. Allora, per la musica, io trovo che il film 50% sia l'inquadratura, 50% sia il sonoro, che la maggior parte dei casi è la musica. Qua in Italia c'è la musica di molto alto livello. Io comunque personalmente ho studiato con Giuliano Taviani, che è un bravissimo musicista, però io non posso
non dire che a me personalmente mi piace tantissimo Ennio Morricone. Io trovo le sue colonne sonore una delle più alte come musica, come una fusione tra inquadratura e musica. Proprio per me sono bellissime e so che quella è la cosa più bella che si può fare. Invece in Bulgaria io trovo un direttore, un compositore molto bravo, è Petro Dondakov, che ha fatto diverse colonne sonore. Lui fa anche musica molto sperimentale e spero che un giorno ho la possibilità di lavorare con lui.